Onorevole Claudio Durigon è presente oggi a questa iniziativa dell'UGL al terzo congresso dell'Unione Territoriale di Agrigento. Appunto lei è sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lei è un uomo della Lega qui presente nel profondo sud. Ecco, parliamo un po' di questa evoluzione che la Lega intanto ha avuto prima di parlare di lavoro, di tagli ai vitalizi, insomma di tante iniziative che state facendo come governo. Beh, innanzitutto Salvini ha rigenerato la Lega Nord in una Lega che è presente in tutta Italia. Stiamo sempre crescendo di più proprio per la politica che facciamo di inclusione di tutte le problematiche che ci sono sul territorio. Abbiamo voglia di fare, ce la stiamo mettendo tutta, non sarà semplice, ma cercheremo in tutti i modi di rendere la gente che ci ha votato quelle speranze che tutti quanti ci chiedono. Ecco, parliamo della delega delle politiche del lavoro, in particolare i tagli che sono stati fatti ai vitalizi, insomma molto importanti. Diciamo che è una prima fase, crediamo fortemente nell'equità sociale, quindi questo potrebbe far sembrare comunque sia far tornare un'equità su quello che erano le precedenti situazioni. Abbiamo appena emanato invece un importante decreto dignità che secondo me tocca tanti punti salienti, tra le quali un punto saliente è quello di combattere il precariato che il Job Act in qualche modo ha aumentato. Sicuramente questa è una prima goccia nel mare, ma con delle modifiche opportune credo e con delle altre azioni possiamo sicuramente rilanciare quello che è il mercato del lavoro verso una stabilità che necessitiamo. Ecco, si parla della quota 100-101, cioè lavoratori che hanno raggiunto tra l'età contributiva e l'età anagrafica i 100 come contributo. Sarà una possibile soluzione? Si arriverà a questo? Anche perché Boeri, presidente dell'INPS, ha detto che è una misura molto rischiosa da un punto di vista economico. Allora, abbiamo imparato a capire che Boeri fa solo politica e politica anche di basso profilo. Noi crediamo fortemente che quota 100 è un rispetto di quell'equità sociale che purtroppo è mancata nella legge Fornero. Ribadisco che la legge Fornero non ha portato nessun vantaggio alle casse dello Stato, perché se noi guardiamo tutte le salvaguardie messe in atto per gli errori tecnici che lei ha fatto, quindi sicuramente forse potevano rimanere come erano prima le varie cose. Diciamo che stiamo lavorando, stiamo vedendo come nel tutto il pacchetto che ci sarà nella prossima legge di bilancio le risorse che ci sono a disposizione, abbiamo tanta voglia di fare, quindi credo che quota 100 è l'obiettivo che ci siamo dati in questo contratto, è un obiettivo che vogliamo lanciare. Sottosegretario, ecco, il decreto dignità è stato anche molto criticato, anche in ambienti di destra. Sembra quasi che sia stata una risposta di Maio alla forte immagine, al forte movimento politico che ha dato Salvini per la questione degli immigrati. Ecco, addirittura ho letto io una critica, un fondo di un collega che diceva che è stato un provvedimento preso e suggerito completamente dalla CGIL. Non è così, anzi c'è una tendenza degli organi di stampa e di qualche partito di trovare tra noi la Lega dei punti di discrepanza. Io devo dire che questo sta nel contratto. Se noi andiamo a valutare che il precariato ha una formula ormai diventata troppo invasiva nella nostra economia, è sicuramente un punto di partenza. Dopodiché abbiamo abbassato i termini da 36 mesi a 24, abbiamo messo, se è vero, questa acosale che tanto mette paura agli imprenditori, ma se l'imprenditore fa le cose con buon senso non ha da aver paura.